Ad oggi non c'è nessun sintomo, diciamo, tra i negativi. Parla al telefono dalla sua casa sui Colli Euganei, dove sta concludendo il periodo di quarantena dopo il focolaio di variante Delta che ha colpito il suo campus per ragazzi. Il campione di rugby Mauro Bergamasco conferma che al momento i contagi sono fermi a 10 ragazzi e 4 membri dello staff. Tuttavia conferma anche la decisione sofferta, ma presa con il solo scopo di tutelare i ragazzi e le famiglie in questo momento delicato, di annullare il campus estivo di Isola Verde. L'ultima settimana di attività era prevista dal 4 al 10 luglio, ma alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi, il gruppo ha deciso di sospendere le attività presso il villaggio Isamar. La variabilità della variante, in questo caso, che ha colpito parte dei partecipanti del campus, è qualcosa che è di difficile controllo ed è in studio in questo momento, quindi proprio per rispettare questo tipo di principi del rispetto della persona e anche della salute della persona soprattutto, abbiamo pensato che era meglio annullare anche l'ultima settimana, cominciando già a progettare nuove proposte per il fine stagione estivo. Dunque continua la quarantena per i partecipanti e per tutto lo staff. Nonostante siano stati rispettati tutti i protocolli, la variante Delta ha contagiato dei bambini. Tutto è iniziato quando uno dei piccoli ha accusato un forte mal di testa. Si era pensato anche in comune accordo con i genitori che potesse essere un colpo di caldo. Invece, per fortuna, nel nostro protocollo ci sono le misurazioni di temperatura 3 volte al giorno, in 3 momenti differenti, e questo ovviamente ha dato in tempo molto veloce e tempestivo, ha dato in maniera molto tempestiva la risposta di un'alterazione di temperatura, la quale ovviamente ha incrementato l'allarme. L'annullamento della settimana in corso ha permesso di contenere i casi, ma per evitare altri rischi è stato deciso di annullare anche l'ultima settimana dedicata agli under 15 e agli under 12.